94 km e 556 metri, tanto è lunga la superstrada pedemontana veneta, aperta all'85%. Ultimo tratto inaugurato di 14 km è quello che va da Spresiano a Montebelluna, territorio trevigiano. Entro l'anno l'ultimazione dell'infrastruttura con le connessioni in A4 a Montecchio nel Vicentino e l'A27. Una infrastruttura al 65% realizzata in trincea e con molte gallerie. 4 nei 14 km appena aperti al traffico. Una infrastruttura realizzata con l'attenzione per l'ambiente. Sì, anche questo fa parte di un progetto di paesaggistico che peraltro ha vinto anche una segnalazione, un premio in tempi di progettazione, che ha diviso, non so se ve ne siete accorti, in 3 tratte con 3 tonalità diverse, tutte le barriere fonoassorbenti che si accostano in maniera diversa ai colori della natura di quella tratta. Quali sono state le maggiori difficoltà che avete incontrato in questa tratta che è proprio nel cuore della Pedemontana? Sì, direi che questa strada non è stata una delle più difficili. La problematica principale di tutta Pedemontana è ovviamente stata la galleria, che è 6,4 km e che è stata ferma 4 anni per il sequestro della Procura di Vicenza, tra l'altro per un evento nefasto di una morte di un operaio. Però dal 2020 è stata liberata tutta e quindi sono ripresi i lavori al 100% ed è proprio di circa un mese fa che siamo riusciti a sfondare tutti i diaframmi e quindi gli scavi della galleria sono completamente realizzati. Quali sono le maggiori innovazioni tecnologiche che avete impiegato in questo tratto ma magari anche negli altri? Allora, qui abbiamo tutta la parte impiantistica delle gallerie che è l'unica in Italia completamente a norma perché ovviamente è l'ultima che è stata realizzata nelle infrastrutture italiane. In più abbiamo un interessante sistema di recupero di tutte le acque piovane con vasche di laminazione che stanno al di sotto del piano viabile, quindi vasche di laminazione che depurano l'acqua e la reimmettono nel reticolo idraulico nella stessa percentuali e proporzioni della situazione ante realizzazione di Pedemontana e questa è un'interessante soluzione. Per quanto riguarda l'asfalto invece ci sono particolari accorgimenti? Allora, l'asfalto è un asfalto drenante come ormai viene utilizzato per tutte le autostrade che permette di evitare completamente l'acquaplaning e quindi dà una sicurezza incredibile per il percorritore anche in caso di acqua perché non ci sarà mai il velo in caso di pioggia o anche acquazioni molto importanti che può destabilizzare il veicolo e in più limita ovviamente il ghiaccio, formazione di ghiaccio.